Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura ha somministrato per la prima volta in Sicilia all'ospedale Gravina di Caltagirone un farmaco innovativo contro l'ictus ischemico. La terapia è stata eseguita con successo su una donna di 79 anni, ora in buone condizioni. Il traguardo segna un passo avanti per la sanità siciliana e per le terapie tempo-dipendenti. Passiamo adesso alla cronaca. Attimi di tensione a Messina, dove un 58enne egiziano ha aggredito l'ex convivente tentandola di uccidere con un coltello. Niente scampo però per il malvivente, che è finito in carcere con le accuse di tentato omicidio, furto aggravato e violazione di domicilio. Chiesto l'ergastolo per Alex Ventura, il 29enne accusato di aver ucciso con 2 colpi di fucile il 22enne Giovanni Russo a Vittoria nel febbraio 2024. Secondo la procura si sarebbe trattato di un delitto premeditato per futili motivi. La difesa punta invece sull'incapacità di intendere e volere. Autorizzato a coltivare canapa legale, diventa invece uno spacciatore di marijuana. È finito così in carcere un 60enne di Aci Sant'Antonio nel Catanese. Nel suo domicilio i carabinieri hanno scoperto una centrale di lavorazione con oltre 30 kg di droga già pronta per la vendita. Sequestrate anche attrezzature per confezionamento ed essiccazione, oltre a un fucile detenuto illegalmente. E in chiusura il meteo per la giornata di domani: tornano le piogge in Sicilia, diramata allerta gialla su Catania, Messina, Palermo e Trapani. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!